Benvenuti su Televignole. Mi domanderei cosa candele che gombere della testa, dico. Eh, Posta, alberghi, negozi, banche, qui Franclemma, e non so, c'è quasi che debba farsi i soldi che possano, che questi soldi ne vai al comune, ma gran palazzo a Roma, allora lascia di fare, no? Comunque noi l'idea è che quando arriva queste carte, arriverà prima o poi, ciappe su e le mette in banda anche quando le bollette dell'acqua, della luce, del gas, sapete tutto in bagno. Poi mette a quei attori, che sarà qualche dove che ancora è fuori, che ha quel per lo snazzo il cane, no? E tre dentro tutti i pacchetti, via, che non se ne parla più. Perché la Repubblica dei Vignole non la mai fa pagare l'ICI e non la farà mai pagare neanche altre tasse. Quindi se io vi dico accorgere, ma mi abito nella Tessacca e devo fare i conti con la Repubblica dei Vignole, voi chi sei, cosa voleva, fare qualcosa? Ecco, vi domanderei sempre di queste candele. Com'era, come non era, ancora in tagliare la luce. E si vede che gira le ciacce, che stiamo facendo sta Repubblica. Tra l'altro mi fa proprio specie anche il sindaco che l'abita a Nutresacca, anche ha fatto anche a Luca sto conflitto di interessi, no? C'è un pe in cartera, un pe nella Nutresacca, un pe nel comune di Arco, non si capisce bene che vada a parare, cosa che fa, chi che è, ecco. Insomma, noi faremo sempre in servizio a tutta l'Otesarca, proprio tutta quanta. E stai tranquilli, come vuol dire, quando arriva le bollette lì in banda e non se ne parla più. Vi fate pagare qualcosa di canone per la televisione, ben vogliono mandare qualcosa a casa e fra l'altro noi ora se manca, ho scoperto che ora se manca la possibilità di ricattare quelle acque, perché le sorgenti, quella del San Giacomo, poi quel sarca che passa qui sopra, che dopo fa pressione per l'irrigazione, no? E SNOL, la maniglia, per avere il futuro della Repubblica, è lì. È come quando si dice, ostie, mi manca il piron, cioè la forchetta. L'HM, l'HM, perché se noi saremo i tubi, zagane poca acqua, qui di acqua muore di sé, e a meno che non vada lì a ciucciare su da sacca, insomma, con quel che gli butta giù. Allora ne si capiti, quando arriva la bolletta, traccia in banda, disobbedienza, alla prossima.